È arrivata la salvezza, non solamente è arrivata la salvezza, ma sono arrivati anche i 40 punti attraverso una vittoria. Quindi il Cagliari ha deciso finalmente di chiudere la pratica con le sue mani, perché se avesse aspettato che il campionato esprimesse la sua correttezza, forse sarebbe incappata in una brutta avventura, visto che curiosamente la Cremonese ha vinto a Udine e il Lecce ha vinto a Sassuolo. Due risultati sorprendenti, soprattutto per quelli che sono i valori che sono stati espressi durante il campionato. Quindi non ha dovuto pensare agli altri e alle disgrazie che potevano avere gli altri, si è dovuto salvare con le proprie mani. Lo ha fatto contro un Torino che nella finale non ci stava a perdere, ma che tutto sommato non sembrava avere quella forte motivazione per potersi opporre al Cagliari. È andato in vantaggio grazie a un grandissimo gol, ma è stata subito recuperata. Ecco, la reazione del Cagliari è stata forse quella che è piaciuta di più. Il gol di Esposito, da vero e proprio leader, che ha preso in mano la squadra per tentare immediatamente di recuperare, e poi il 2-1 nato nel finale sul calcio piazzato, scusate, sull'evoluzione di un cross che poi è stato rimesso all'interno dell'area con la parata sul tentativo di primo cross di Zappa e poi il tap-in di Mina. Il Cagliari ha vinto 2-1 in una partita che non è certo stata la migliore delle sue, ha giocato con molto ordine, però la partita aveva un ritmo blando, ha cercato di trovare la via della rete, l'ha trovata e poi l'ha gestita la partita per lunghissimo tempo, dovendo recuperare e chiudersi solamente nel finale, ripeto, quando il Torino non era disposto a sacrificarsi del tutto e a perdere la partita, ma la voleva almeno pareggiare. Ritornando però ai motivi del campionato, questo permette di raggiungere quota 40, cosa che da quando siamo tornati in Serie A non era stato mai fatto, quindi in un progresso di crescita che quest'anno obiettivamente c'è stato. Se avessimo avuto un attaccante vero, un attaccante costantemente vero per l'intero campionato, probabilmente saremmo riusciti anche a ottenere un risultato superiore, ma è proprio questo il rammarico anche di un risultato superiore che è mancato, che ci dice che c'è stata una crescita, un passo avanti, un piccolo step dalla quale si può ripartire, dal quale si può ripartire e da questo passo qualcosa può essere utile per il futuro, ma è il futuro che non conosciamo, non lo conosciamo affatto perché c'è un passaggio di società in atto, bisogna capire quanto rimarrà il potere decisionale in chi decide oggi, bisogna capire quanti rimarranno nella struttura di quelli che ci sono oggi, bisogna capire che tipi di obiettivi ci si porrà per il futuro. Insomma, sono tante le incognite intorno al Cagliari e forse l'ultimo aspetto è proprio quello tecnico che verrà deciso conseguentemente a tutte le altre cose. Pisacane il suo anno di prova lo ha superato perché comunque sia ha salvato la squadra, non è mai stato in zona di recessione, ha dovuto anche digerire bocconi amari, ha dovuto anche combattere contro una preclusione netta da parte di chi non lo stima, di chi non vede in lui un potenziale allenatore, probabilmente con ragioni che sono differenti dalle nostre, sta di fatto che ha lottato anche sotto pressione, non dovendo affrontare, per sua fortuna ma anche per suo merito, la zona di retrocessione direttamente, è sempre rimasto fuori. Merito questo e contemporaneamente anche un antidoto a quelle che potevano essere certamente crisi maggiori, perché se fosse capitato negli ultimi tre posti, probabilmente il suo esonero sarebbe stato chiamato ancora di più a gran voce rispetto a quello che è stato fatto durante la stagione, nei momenti bui in cui ci si è incappati, nei momenti in cui ci sono arrivate le difficoltà. Quindi, prima di chiudere, poniamo le basi per un bilancio definitivo. 40 punti quando manca una partita. Diamo per scontato? Io non do per scontato che il risultato sia acquisito. È molto probabile che il Cagliari perda contro il Milan all'ultima giornata, anche perché in questo secolo non ha mai vinto nel campo del Milan. Speriamo che possa esserci un risultato storico in questo senso, perché l'ultima volta che si è vinto si era andati allo spareggio al San Paolo contro il Piacenza. Speriamo che ci sia ancora qualche punto da aggiungere per poi trarre un bilancio definitivo anche a livello numerico, al di là di quelle che sono le sensazioni, il piacere e non piacere che questo campionato ha scatenato. Quest'oggi c'è stato anche il commiato di Pavoletti, non voglio del tutto dimenticarlo. Pavoletti che ha dato tantissimo al Cagliari in questi anni, è stato un giocatore che si è reso protagonista in più di un episodio di quelli che hanno caratterizzato gli ultimi 9 anni in cui lui è stato a Cagliari. Cagliari gli ha dato tanto, lui ha reso tanto in un rapporto che chiaramente non può che non essere consegnato all'eternità
a quelli che sono gli annali, a ricordi che non si cancelleranno mai. E da questo punto di vista le celebrazioni del Pavoletti, tutte meditate quest'oggi, hanno dato un altro significato ad una vittoria, ad una salvezza, a tanti motivi contemporanei che hanno reso questa giornata meno amara delle precedenti, certamente meno amara, come detto prima, anche se non è stata certo la miglior partita, anche se ci sono state partite perse, probabilmente non ultima quella con l'Udinese, in cui abbiamo visto anche qualcosa di meglio di quello che si è visto oggi.